Botta e risposta a distanza tra i consiglieri comunali di Agrigento, Pietro Vitellaro e Pasquale Spataro sulla delibera per affidare la gestione dello stadio Esseneto all'Acragas. I dettagli, Gero Micichè. Ovviamente da un mese a questa parte i nostri consiglieri... Il consigliere comunale di Agrigento, Pietro Vitellaro, interviene nel merito della questione legata ai ritardi nell'approdo in Consiglio Comunale della proposta di delibera per l'affidamento della gestione dello stadio Esseneto alla società Acragas Calcio. Il capogruppo di Agrigento Cambia afferma: il consigliere comunale svolge un ruolo fondamentale e non si limita solo a esaminare gli atti che giungono in consiglio o a lanciare annunci o accuse sterili fini a se stessi. Il consigliere comunale ha il dovere di trovare soluzioni concrete e di compiere azioni senza proclami. Ebbene, dopo lunga attesa, annunciamo che abbiamo ottenuto anche il parere favorevole del dirigente del settore finanziario per la proposta di delibera del Consiglio Comunale che riguarda la convenzione per la gestione dello stadio Esseneto con la società Acragas. Come concordato con il sindaco, insieme al vicepresidente del Consiglio, Gianluca Urso, abbiamo seguito e monitorato attentamente ogni singolo passaggio di tale proposta. Adesso l'ufficio di presidenza provvederà ad ascoltare il collegio dei revisori dei conti, le commissioni competenti e poi a inserire all'ordine del giorno la proposta di delibera per poter fornire ad Agrigento lo stadio regolamentare che merita. Il tutto nel più breve tempo possibile. Pietro Vitellaro non cita il nome di Pasquale Spataro, ma oggettivamente è stato già da alcune settimane il capogruppo di Uniti per la Città a denunciare il ritardo della delibera Acragas Esseneto e a pressare per la soluzione. E così, dopo l'intervento di Vitellaro, è subito seguito un altro intervento di Spataro, che è anche il presidente della commissione consigliare sport, e che afferma: ancora una volta il mio impegno ha prodotto i frutti sperati. Saluto positivamente il parere favorevole espresso dal dirigente del settore finanziario sulla proposta di delibera. Il ritardo però, sottolinea Spataro, è comunque grave e ingiustificabile, con il rischio quasi al limite di gettare alle ortiche un accordo raggiunto in affanno con l'Acragas, che senza il voto del Consiglio Comunale non potrà accedere al mutuo necessario per finanziare la realizzazione dell'impianto di illuminazione dello stadio, condizione fondamentale per poter nella prossima stagione agonistica disputare le gare interne ad Agrigento. E anche i vertici dell'Acragas, appena qualche ora fa, preoccupati per i tempi ristretti, hanno sfogato tutto il loro legittimo disappunto. Adesso finalmente le carte si muovono. La firma del dirigente è giunta poche ore dopo la mia rinnovata presa di posizione. Qualche consigliere comunale, che fin qui non ha mosso neanche un dito su questa vicenda, si è preso la briga di annunciare la novità in forma solenne, arrogandosi il diritto di dispensare critiche gratuite e strumentali. Se oggi il comune di Agrigento e l'Acragas stanno marciando assieme sulla questione dello stadio Esseneto, il merito è anche del consigliere Spataro. Non accetto quindi lezioni da nessuno, conclude, specie da chi si sveglia dal torpore politico e parla solo per fare annunci sul lavoro altrui, mascherandolo come proprio. Di vista impiantistica per cercare di dar vita ad uno stadio del Seneto che sia il più possibile